Comune di Agrigento è stato premiato dal Presidente della Regione come ente virtuoso che ha raggiunto la più alta percentuale di differenziata tra tutti i capoluoghi siciliani, un altro premio per avere superato il 65% nel 2019, oggi siamo arrivati al 74%, un traguardo che porterà qualche centinaia di migliaia di euro di premi di alta qualità che ci consente di accumulare risparmi che serviranno per diminuire ancora le bollette e migliorare i servizi. Stati premiati come comune riciclone. Significa che la nostra percentuale di differenziata è una tra le più alte in Sicilia. Siamo il primo capoluogo di provincia per percentuale di differenziata con un lungo distacco rispetto agli altri. Siamo tra i comuni che hanno la percentuale più alta in tutta la Sicilia. Siamo partiti dal 67% nel 2019 e oggi siamo al 74%. È un riconoscimento importante ma anche un riconoscimento concreto, perché questo si tradurrà in un premio che ci darà la Regione in denaro di svariate centinaia di migliaia di euro. Questo premio noi lo utilizzeremo per abbassare una parte delle bollette, insieme con altre economie che nei prossimi giorni annuncerò, perché abbiamo realizzato delle operazioni veramente importanti in termini di risparmio che complessivamente potrebbero portare a un risparmio di 2,5 milioni di euro nell'arco del prossimo anno. È un primo risultato, la prima tappa consolidata che ci porterà ad essere veramente il comune pilota della raccolta differenziata in Sicilia, e adesso concentreremo le nostre energie sulla pulizia della città e sul diserbamento. Materia estremamente complicata e difficile, perché ho ereditato un personale estremamente ridotto, però riusciremo a vincere questa battaglia perché abbiamo attivato una serie di iniziative a costo zero che consentiranno di mettere sul territorio altre 15 unità e razionalizzeremo questo lavoro e riusciremo anche a ripulire la città, e questo è l'impegno che assumo con i cittadini di Agrigento.